Buonasera a tutti amici, da Napoliello87 e Forza Napolese. Stasera sono col Ciucciarillo, è ritornato il nostro amico Ciucciarillo con il cornicello per i nostri pronostici Waiu dell'ultima giornata. Ovviamente cambierà qualcosa perché vi darò direttamente i pronostici della schedina che giocherò, perché io ne faccio due, diciamo, una di tutte le partite di Serie A e una dove ne scelgo solo 6 tra quelle che ho pronosticato nella prima schedina, che sono tutte le partite. Allora, cominciamo con la prima. Frosinone-Chievo, ci ho giocato l'1 del Frosinone, quotata a 2,20. Bologna-Napoli, Waiu, il 2 del Napoli. Torino-Lazio, l'1 del Torino, Waiu, mi sento così perché la Lazio ha gli obiettivi già raggiunti, il Torino deve vincere per andare in Europa. Succede? Sampdoria Juventus, la Juventus comunque vuole chiudere bene dopo aver fatto tutti questi pareggi, sconfitte, non sta vincendo più, secondo me vuole chiudere comunque bene il campionato e secondo me vincerà il 2 della Juve a Genoa. Succede anche se c'amola, però tanto ormai non serve a niente, scudetto hanno vinto, è inutile, un cornicello o può usare, metterlo qua e usiamo l'anno prossimo. Allora, Cagliari-Udinese, l'1 del Cagliari. Voglio, mi sento l'1 del Cagliari. Fiorentina-Genoa, ecco, questa è una partita salvezza, voglio. Ovviamente un pareggio manderebbe l'Empoli in Serie B se non dovesse vincere con l'Inter, perché a quel punto se pareggiano Fiorentina-Genoa, l'Empoli è obbligato a vincere per gli scontri diretti, voglio. È durissima la cosa, sì, basterebbe anche un pareggio, mi sembra. Sì, che cacchio dico? Perché il Genoa è un punto sotto all'Empoli. Sicché con un pareggio l'Empoli pareggerebbe a Milano, passerebbe, ma se l'Empoli dovesse perdere a Milano e loro fanno un pareggio, poi più l'Empoli è fuori per scontri diretti. Andrebbe in Serie B. Però, nonostante tutto questo, che dicono c'è il biscotto con il latte, Ciucciari possono pareggiarla per il biscotto, io mi sento di giocare l'uno della Fiorentina, perché ovviamente viene da tantissimi risultati negativi, mi sembra addirittura 7 consecutivi, tra sconfitte e qualche pareggio. Ovviamente l'ultima la gioca in casa, il pubblico a favore, la Fiorentina mi sento che dovrà dare tutto in questa partita e secondo me i giocatori, anche quelli che poi andranno via, daranno il tutto per questa partita. E secondo me la Fiorentina vincerà e sarà il Genoa a retrocedere. Purtroppo mi sento così e così gioco. L'uno della Fiorentina. Inter-Empoli ci vado a giocare l'uno dell'Inter, perché come l'Empoli è, come posso dire, è obbligata a vincere, è obbligata a fare risultato a Milano per salvarsi. La stessa Inter è obbligata a vincere perché deve centrare la Champions League, non può permettersi passi falsi, perché se dovesse sbagliare, cioè il Milan e l'Atalanta potrebbero rubare punti importanti e l'Inter rischierebbe di restarne fuori e andrà a giocarsi l'Europa League. Gioco l'uno dell'Inter, ovviamente come potenzialità, se l'Inter ci mette tutto contro un Empoli che metterebbe tutto anche l'Empoli, vedo favorita l'Inter. Roma-Parma, uno della Roma, senza problema. E poi Atalanta-Sassuolo, Atalanta-Sassuolo, tutti diranno, ma giochiamo l'uno dell'Atalanta perché l'Atalanta gioca in casa e darà il tutto per andare in Champions. Ti dirò la mia, vi dico la mia. Secondo me l'Atalanta pareggia, ovviamente meriterebbe di andare in Champions League, ma io è da, come posso dire, è da un po' di tempo che mi sento che l'Atalanta sbaglia proprio nelle partite decisive e si gioca la stagione e alla fine secondo me andrà in Europa League. Saranno le due milanesi in Champions League, ma questa l'avevo detto dall'inizio campionato e io voglio mantenere la mia parola. Secondo me l'Atalanta pareggerà in casa, mentre tutti giocheranno l'uno dell'Atalanta, io gioco l'X dell'Atalanta, dato a 7, so che mi piate a matto. Però nulla per scontato, il Sassuolo sappiamo che è una squadraccia, ha dei buoni giocatori, è una squadra che dà noia. E secondo me andrà a Bergamo e pareggerà la partita, X dell'Atalanta col Sassuolo. Ultima partita rimasta, Spal-Milan,
Spal Milan, io ci gioco il 2 del Milan, appunto perché vedo il Milan che va in Champions League. Il Milan, ovviamente, se l'Atalanta fa un passo falso pareggiando, il Milan è obbligato a vincere. E secondo me il Milan vince e va in Champions League con l'Inter. Questo è il mio parere, questi sono i 10 risultati. Allora, ve li ripeto: Frosinone-Chievo l'1 del Frosinone, Bologna-Napoli il 2 del Napoli, Torino-Lazio l'1 del Torino, Sampdoria-Juventus, scusate, il 2 della Juve, Cagliari-Udinese l'1 del Cagliari, Fiorentina-Genova l'1 della Fiorentina, Inter-Empoli l'1 dell'Inter, Roma-Parma l'1 della Roma, Atalanta-Sassuolo, scusate, l'X fisso. Chi non vuole rischiare ci può mettere anche una doppia chance all'Atalanta, capito? Se non vuoi rischiare o fai un sistema, vai giù a colonna. Spal Milan 2, vai giù. La quota sarebbe di 1320, capite già tu. Con 3 euro si vincono 3970 euro, vai giù. Ovviamente con una somma così qualcuno può giocarci anche l'errore, vai giù. E si accontenta magari anche un pochino di meno, ma vai giù, meglio vincere che perdere onestamente. Comunque, se la volete provare con 3 euro sono 3970 euro. Passiamo a quell'altra. Allora, voglio escludere da questa schedina, ovviamente, Torino-Lazio, che è rischiosa. Poi vado a escludere Sassuolo-Atalanta. E poi vado a escludere Frosinone-Chievo. Queste vado a escludere. Gioco 7 partite e ci punto 5 euro qui. Ovviamente giochiamo Bologna-Napoli, il 2 del Napoli, Sampdoria-Juve, il 2 della Juve, Cagliari-Udinese, l'1 del Cagliari, Fiorentina-Genova, l'1 della Fiorentina, Inter-Empoli, l'1 dell'Inter, Roma-Parma, l'1 della Roma, e Spal-Milan, il 2 del Milan. Qui la quota ovviamente è più bassa perché abbiamo tolto delle quote alte, delle partite rischiose. Sono 7 partite, la quota è a 39,89, con circa 5 euro vincete 199 euro. Buttale via. Ovviamente c'è anche il bonus incluso, qui andrà a vincere sui 210 euro, vai giù. Fanno bene alla sacco, vai giù. Fanno comodo tutto, ovviamente, quando si vince. Quando si perde, no. Succede, diglielo. E saluta i nostri amici, perché non ci vediamo fino all'anno prossimo per i pronostici. E fatranno musica. Saluta, Ciucciari. Ciao, digli qualcosa. Chi è la squadra più forte del mondo? Un Napoli, un sacci già, il nostro Napoli, Ciucciari, sempre forza Napoli, Ciucciari. Guaiù, questi sono i pronostici. Io e il Ciucciariello vi auguriamo buona fortuna, guaiù, che possiamo vincere una schedina proprio all'ultima giornata e chiuderla in bellezza, guaiù, questa Serie A. Lasciate un like se vi è piaciuto il video. Un commento sotto il video con i vostri pronostici. Voglio vedere anche cosa ne pensate dei vostri pronostici, chi si salverà, chi andrà in Champions League, tutto quello che è possibile di questa giornata. Fatecelo sapere nei pronostici. Lo voglio sapere, fatecelo sapere, perché manco Ciucciarello lo può sapere. E niente, e soprattutto sotto al video c'è scritto iscriviti, basta cliccarci su, Ciucciarello ti fa pure un segno e siete iscritti al nostro canale. Buona serata da Napoliello 87 e da Ciucciariello, e forza Napolès!